Va in onda ora su questo canale radiofonico il 58esimo episodio della trasmissione podcastiana Meteoritivo. Episodio dal sapore e retrogusto di guida, di aiuto, Sì. di... come possiamo definirlo? Vademecum su come comportarsi in certe situazioni che non siamo più abituati ad affrontare. Manuale delle giovani marmotte. Bravo, esatto. Ma che una volta sicuramente i nostri genitori lo erano, noi magari un po' meno. Sì. Ma Loro erano pronti, erano preparati, l'hanno vissuto, noi no. loro erano nati con, l'hanno vissuto Sì. e secondo me se lo sono dimenticati. Sì. Noi siamo nati con e ci chiediamo, saremo in grado senza? Bravo. L'amletico dubbio che ci Bella poniamo. domanda. Saremmo in grado senza di fare di passare una cosa del genere? L'amletico dubbio che ci guiderà attraverso tutto codesto episodio. Benvenuti, ben ritrovati. Zua dietro questo microfono, mio amico e compagno di sventure Pippo. Dietro quello alla mia sinistra. Un giorno quasi quasi, per confondervi, vi cambieremo Sì. le postazioni. Così. O mettiamo due cartonati e parliamo da un'altra In postazione. playback. Allora, andiamo subito al sodo. Sì, di cosa vogliamo parlare? Parto da un fatto che mi è successo recentemente. Vai. Ho portato il telefono a riparare. Nulla di che, sta bene, non ha fatto operazioni a cuore aperto, non era in pericolo, C'è ancora, bypass, cose strane. Devo semplicemente cambiare la batteria. Vi dirò, dopo 4 anni di onesto servizio che l'originale è durata, non posso neanche lamentarmi. Sono andato quindi in un centro per la riparazione. Piccola parentesi, ci sono dei fazionismi qua, perché abbiamo il lato iPhone, lato Ah, ok, Android. è vero, sì, una specie di Perché- Civil War, hai ragione. Esatto. A me viene strano dire devo cambiare la batteria perché si consuma. Nell'Android difficilmente succede. Ah, ok, questa cosa non la sapevo. Allora è un pro vantaggio vostro. Certo. Tutto è vantaggio nostro. Comunque, Vabbè. vabbè, no, non scendiamo nei dettagli adesso, non è questo il tema. Comunque mi dirigo verso questo centro qui nello Pitergino. Non faremo pubblicità anche perché non sganciano una lira, sti stronzi. Sei sicuro? Mari, gli stavi simpatico. In effetti non gli avevamo chiesto. È un po' come quelli che si lamentano che non vincono il Supernalotto, ma non giocano al Supernalotto. Quindi è inutile che ci lamentiamo che nessuno ci sponsorizza se non chiediamo sponsorizzazioni. In effetti. Quindi sappiate che potrebbe arrivare qualche mail di crowdfunding da parte di Meteoritivo. Non è spam, ragazzi, ricordatevi. Comunque lo porto al mattino e giustamente mi dicono guarda, mi ci vorrà del tempo, passa al pomeriggio. È che lì per lì la prendi anche, boh vabbè dai, cosa vuoi che siano queste 4-5 ore, ma secondo me già nel momento in cui varchi la porta del negozio dici oh cacchio, mi manca qualcosa. Ciao. Senti che hai le tasche vuote. O magari la borsa più leggera per le ragazze che di solito tengono in borsa. Sì, ormai è diventato più che altro. Allora, magari per noi, io lo tengo tanto sulla tasca del sedere. Ok. Perché sai che c'era quel periodo che dicevano non tenere la tasca davanti perché ti porta le radiazioni ai testicoli. Ah, e giustamente se lo tieni dietro il culo ti ripara. È più distante. Ah, sì. cacchio, vero. Ho il culo muscoloso, quindi Cacchio. posso isolarlo. E... Seguitemi per altri consigli medici. Avere il culo in amianto per isolarlo dal resto del corpo. Mutande in ghisa per impedire il passaggio delle radiazioni. E diciamo che io lo sento abbastanza sulla chiappa, Ok. no? E quindi mi è successo una volta a Caorle, in un noto bar, che anche lì chiediamo prima, dopo chissà. Dopo ci lamenteremo che non ci hanno dato niente. Esatto. E mi è capitato che tutto un momento sento una cosa tipo come se qualcuno ti palpa il sedere, e tutto un momento ti senti la mano tolta. Ti sei sentito nudo. Nudo, Ok. bravo, questa è la Ok. parola esatta che descrive bene il sentimento, è proprio ti senti nudo. Io a quel momento non ho sentito più niente, ho messo la mano, non ho sentito il telefono. E lì per lì mi sono guardato attorno e ho detto qualcuno me l'ha sfilato dalla tasca perché ero in pista Ok. da ballo, no? E la parte positiva è che avevo il telefono collegato, l'orologio collegato al telefono. Ok. E quindi ho detto, lo faccio suonare, non lo sento perché c'era la musica alta. Inizio a chiedere a tutti quelli che avevo attorno se avevano visto qualcuno che mi prendeva il telefono dalla tasca o se mi avevano visto che mi era un telefono per terra, insomma. Tutti che dicono no, tutti che dicono di no, alcuni dicono prova a farlo suonare, prova a far partire la ricerca. Ho detto guarda, l'ho appena fatta partire perché ho l'orologio collegato. Un paio di persone mi hanno anche aiutato a cercarlo. A un certo momento, dopo ansia generale, perché quando lo perdi e quando sei senza, almeno a me parte l'ansia generale,
siamo riusciti a trovarlo per terra, ok? È stato un varco di secondi molto, Ok, molto breve, ok, per ok. quell'era sotto la sabbia, nascosto tra l'altro, quindi Mhm. chissà come era andata veramente. E il sentimento è stato proprio di sentirsi nudo. In quel momento perdi tutto, Mm. perdi gli Sì, agganci, sì, sì, perdi sì, tutto sì. quanto. Momentaneamente ti manca tutto il collegamento con le cose tue, no? Lasciamo stare il fatto che adesso la banca te la gestisci dal telefonino, che è una cosa fondamentale, che hai mi raccomando ragazzi, per collegarsi velocemente alla puntata precedente, sappiate che la banca mensilmente vi scala i soldi per l'home banking. Certo, Boh, chiusa questa cosa qui, poi hai lo speed collegato al telefono, se non certo. hai quello non ti da nessuna Sì, parte. Hai WhatsApp con il quale messaggi con i tuoi amici, perché gli SMS ormai sono... obsoleti. Sì, forse l'ULS ti manda gli SMS per ricordarti gli appuntamenti? Oppure sì, oppure ti mandano i codici temporanei, tipo Bravo, gli gli OTP. OTP. E forse anche ti mandano, vabbè, il dentista, forse ti manda l'SMS. No, ma il mio manda le email. No, ma è un invio automatico. Comunque anche la mail c'è sul telefono. Cioè, Sì, a portata di mano. sì, sì, sì. Diciamo che... Allora, qui si apre un altro dilemma in realtà. Abbiamo inserito troppo? Ci siamo troppo Bravo. schiavizzati alla comodità di avere tutto in mano? Perché oggettivamente devi prendere un appuntamento, devi prenotare, devi fare un bonifico, devi sentire qualcuno, qualunque cosa. Cosa non puoi fare col telefono? Che esatto, ti viene fuori l'ipotesi intermedia per Mm. dire eh, ci siamo talmente riempiti di necessità di telefono che dobbiamo stare completamente senza, oppure dobbiamo ritornare al telefono Ok, beh. dove non c'è tutto. Al telefono che chiama. Al telefono che chiama, bravo. Il telefono a Ormai, conchiglia sì, semplice che diciamo, chiama e manda gli SMS. l'ultima cosa che fa è chiamare. Sì, Una volta era nato per quello. sì, 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 sì. Ma non parlo proprio del telefono, nel senso il telefono portatile, il telefono anche quello fisso di una volta. Cioè, era nato per mettere in contatto due persone, una da una parte e una dall'altra. Velocemente. Fine. Senza doversi scrivere epistoli che chissà quando avresti risposto. Mhm, Il principio è lo stesso. sì. Ma ad oggi non c'è più questo. Cioè, è l'ultimo dei problemi chiamare. Forse non si chiama neanche più, anzi, parlando con qualche ragazzo conosciuto nel tempo, ci sono dei ragazzi che hanno paura a rispondere alle chiamate Ok, vero. Mhm. e o evitano, proprio lasciano squillare fino a che non metti giù direttamente tu, Mhm. oppure addirittura preferiscono mandare tipo dei messaggi audio. Io questo lo collego, è una cosa che a me, cioè, io adoro fare chiamate, è una cosa Ok. stupenda, Mhm. perché vivi la sensazione diretta della persona, no? Sì. Mandando l'audio, mandando il messaggio, la persona con cui ti stai rapportando ha dei tempi d'attesa entro i quali può pensare a una risposta adatta alla tua domanda. Te la può camuffare, te la Bravo, può... Mhm. bravo. Quindi quando tu sei in contatto diretto e quindi hai bisogno di una risposta immediata e ciò che te la dà è la parlata diciamo, in collegamento diretto, Mhm. e perciò capisci anche se ti sta dicendo una bugia, se ti sta dicendo una Certo, verità, certo. se ci gira attorno, insomma, ecco, per far capire questa cosa qui, è la chiamata a contatto diretto. E quindi magari probabilmente le persone non vogliono più responsabilità, Sì. scappano di fronte a questa situazione di raffronto e quindi dietro ai tempi dilatati del messaggio trovano riparo. Giusto, ti puoi prendere del tempo per pensare, è meglio calibrare la tua risposta. Resta però il discorso, diciamo, nel caso tuo che l'avevi perso, nel caso mio che l'ho lasciato Sono due a cose totalmente riparare. No, diverse, ok, sì. sì, sono due cose da riparare, ma fondamentalmente manca il telefono. E al di là del fatto che se lo hai perso, cioè chiaramente lasciandolo a riparare, sai dov'è, quindi sei completamente in una situazione diversa rispetto a oddio dove l'ho messo, dove l'ho lasciato, cosa è successo, neanche da paragonare. Quello che magari ci può accomunare è, ok, sono senza il telefono, come comunico con il mondo? Giusto. Questa è la prima cosa che ti viene in mente. Se mi succede qualcosa, come lo faccio sapere? Come posso avvisare di? Ad oggi sembra un delitto non farlo. 30 anni fa i nostri genitori, se avevano dei problemi, come facevano? Si fermavano al primo paese, alla prima cabina telefonica? Sto ipotizzando, non ho mai chiesto. Certo, certo, Non ho mai certo. oggettivamente chiesto questa cosa. Dovevano andare in ferie. Come facevano? Studiavano gli stradali le sere prima, se lo portavano in macchina, ogni volta che gli si fermavano e vedevano dove erano. Quindi
ci siamo un po' schiavizzati a questa cosa e quindi nel momento in cui siamo senza è, oddio, sono perso nel mondo, o semplicemente dovremmo un po' recuperare quello spirito di sopravvivenza, adattamento che una volta avevano, perché d'altronde il mondo non è nato negli ultimi 30 anni, sì. In questo ragionamento c'è un po' anche di parte sensibile, un po' di parte, come si può chiamare una cosa che ti manca da tanto, una parte ancestrale, no, tipo no, mi viene a dire innamorato, ma c'è una parte di bello in questa cosa qua, nel senso, ho capito, sì, tu dici magari dobbiamo partire per un viaggio, devi chiedere delle informazioni, lo chiedevi tipo a 5-6 persone della schiera di quelle che conosci, no? Sì, e da tutte raccogli delle informazioni e fai il tuo puzzle. Bravo, ci sta, è vero. Eliminato ciò, vabbè, puoi scriverlo per messaggio a una persona, ma la risposta è molto semplice e rapida, no? Però ti mandano il percorso su Maps e prendi qua. È finita lì, non c'è più quella parte bella dove crei il dialogo, dove per andare a chiedere a una non ho pensato a questo, bravo. Dove per andare a chiedere a una di queste 5 persone, magari o andavi a casa sua o ti trovavi al bar, ma comunque c'era la chiacchiera extra. Sì, c'era del dialogo aggiunto. Sì. Ci manca questa parte, diciamo. O banalmente anche chiamarlo, come dicevi te, attenzione. Sì. Anche in quello, perché non è che uno ti dice risponde sì, no. No, chiaro. Finita tutto il ragionamento. Per i viaggi, ecco. Dopo ci sono tutte le altre parti. Per la banca ti ritrovavi davanti a una persona nell'ufficio. Sì. Vogliamo parlare di quello. Lo speed non esisteva. No, ma attenzione. Non saprei rapportarlo. No, chiaro. Beh, allora, senz'altro tante cose sono semplificate, nel senso, se penso al fatto che devo fare un bonifico e posso farlo al telefono, sono molto più tranquillo e agevolato anch'io rispetto a aspetta che mi prendo un'ora di permesso per andare in banca a fare un bonifico. No. Cioè, questo è un palese vantaggio, ma effettivamente magari abbiamo talmente semplificato la vita che abbiamo tolto l'essenza della vita stessa, mettiamola così. Bravo. Cioè, il dialogo, il chiedere, il sapersi adattare e cavarsela anche, perché un equivalente può essere sei in un posto dove per X motivi il telefono non prende. Bravo. Cosa fai? Cosa ti inventi? È proprio quello, l'accettare, anche quello si fa parte secondo me, l'accettare della situazione in cui ti trovi e non dover forzare in modo che ciò che succederà perché l'hai voluto tu e perché l'hai preorganizzato. Ok. Accettare quello che può essere. Prendi la strada sbagliata, ok? No che al primo posto ti giri e torni indietro perché te lo dice Google Maps e riprendi la strada vecchia. Hai preso quella sbagliata, non lo sai o lo sai, va bene, ma da quella modifichi il tuo itinerario per trovare quell'altra. Certo. Nel far quello magari scopri dei posti nuovi. E manchiamo anche un po' di spirito di orientamento, nel senso, a volte a me capita di dover andare in un posto che più o meno so dov'è, nel senso, ok, devo andare in quel paese, ma non so il posto preciso, conosco la via. Boh, intanto fino a quel paese ci arrivo senza. Ci provo almeno. Bravo. Dai, arrivo, ci sbatto il naso, farò il giro più lungo, va bene. Dopo arrivo lì nei pressi, accendo il navigatore che mi porta. Ma almeno, quantomeno, provi a ricordarti qualcosa, a fare un giro diverso, a complicarti un po' le cose, ecco. Bravo, ma probabilmente sono io un po' masochista, forse mi metto dalla parte. È stupendo perché mi è capitato tipo mia nonna e i miei genitori che mi dicevano il posto si trova lì e devi fare dritto, destra, sinistra. Al capitello anche quello. gira, ok? Sì. E conti su te stesso che ti puoi ricordare questo tratto qua, sì, è vero. E lì viene fuori questo sforzo qua di non dover cliccare sul telefono Eppure, per trovare il posto. Se una volta ce la facevano, ok, che magari una volta partivano 7 ore in anticipo, tipo il meme del papà che ho il volo alle 2 del pomeriggio, tuo papà alle 4 di mattina, presto. Forse perché una volta effettivamente dovevi partire secoli prima. Anticipato, bravo. Aspetta che se sbaglio strada, se mi succede... C'erano, per carità, tutte queste incognite, ma al tempo stesso ci faceva scervellare. Sì. Cosa che ad oggi siamo talmente succubi di questa comunità che non abbiamo neanche più voglia di fare. Sì, chiedi una domanda fondamentalmente e ti viene data la risposta al volo. Un'altra cagata, aggiungiamo, le ricette. Ah, ok, bravo. A chi le vai a chiedere? Non sperimenti più, è vero. Bravo. È vero, non sperimenti più. Perso tutto quel contatto che avevi del libro del ricettario tramandato. Ok, vero. Favola che c'era dietro, devi andare a chiedere alla madre per farselo spiegare. No, vero. Sono tutte risposte che noi chiediamo al signore internet che ci vengono date in
3 millisecondi e iniziamo a elaborarle subito. Il problema è che, e questo è un momento molto profondo di Meteoritivo, secondo me, il fatto che sappiamo di averle in tasca ci porta a non dargli il giusto peso per apprenderle. È brutto da dire, ma io a volte mi accorgo che cerco una cosa e dopo un po' di tempo la ricerco perché non mi ricordo cosa ho cercato. Cioè, so di averla cercata, ma non mi ricordo la risposta. Perché il mio cervello non ha più la voglia di fare lo sforzo del dire, ma chi te la fa fare di immagazzinare l'informazione che è lì? E invece è sbagliatissimo. È brutta come cosa adesso che la sto realizzando. Sei bravo, hai detto una cosa bellissima, nel senso il tuo cervello ormai dice, boh, tanto la prossima volta lo ricerco, non serve che la immagazzino. No. Invece no, dovresti fare il lavoro opposto. Dovresti farlo così, ti resta dentro, hai un qualcosa di tuo, hai fatto tu l'informazione, la strada. Altra cosa a proposito di telefono, vi ricordate? Allora, i nostri genitori sicuramente, ma anche la nostra generazione, secondo me, nel periodo Infinity e quelle promozioni lì dagli SMS contati. I numeri di telefono li sapevi a memoria. Porco cane, sì. Adesso chi è che sa un numero di telefono a memoria? A parte il proprio. Non lo dico per vantarmi, ma è una cosa, esatto, sto discorso qua mi piace impararli. Ok, vabbè. No. Ma è una cosa che mi giù piace. Il cappello. No, giù il cappello allora, bravo. Ma giù non il lo cappello. voglio dire per vantarmi, tipo a memoria so il mio, quello della mia ragazza, Ok. quello di mio fratello, la mamma e papà, chiaramente, il fisso di casa, il fisso della nonna e il fisso di lavoro. Ah, aspetta, questa è una cagata, Ok. perché mi è rimasta dal precedente. So a memoria il numero di telefono di casa del mio migliore amico. Ok. Perché quando ero alle elementari lo chiamavo spesso per chiedergli i compiti. Ok. Quindi a furia di comporlo sul fisso L'hai di imparato? casa l'ho L'hai imparato imparato? a memoria. Ok. Io sono sincero, mi ricordo solo il fisso di casa. Ok, E il mio, ok. basta. Mi ricordavo quello di mio papà da quando l'ha cambiato un paio d'anni fa. Arco cane, quello sì. No, non l'ho più imparato. Poi ci sono i numeri che si predispongono anche a questo. Perché ad esempio, Sì, ok, Mari. io ho quello di mio fratello che sembra una cantilena. E gli altri sono, maggior parte sono zeri, quindi Ok, vabbè, in qualche modo fai, però non siamo più predisposti neanche a questo, come a impararti una strada, come a altro che magari l'avere questa cosa in tasca ci ha portato a lasciar stare. Sì. Guardare l'ora, magari l'orologio diventa i secondi. Guardare l'ora, bravo, perché a tal proposito, siccome in questo negozio dopo a un certo punto mi hanno anche detto, boh, vieni qui fra 3/4 d'ora, sono uscito, non avevo l'orologio, ho detto, oh cacchio. Dove trovo l'ora? Guardo il sole. Sì, mi metto a fare la meridiana improvviso. No, sul serio ho detto. E allora cosa fai? Ti adatti, devi inventare qualcosa. O stai lì fermo come un pampano, e ok, ma... O accendi e spegni il quadro della macchina. Ok, anche quella era una soluzione, ma non ho voluto adattarla. Sto pensando a tutti gli orari, perché a Oderzo il Racing è fermo l'orario. No, ok, c'è perché dopo... Hai controllato? Sì, c'è ed era anche... okay. Sì, c'è ed era anche giusto. Però comunque, giusto per non parlare proprio solo di Oderzo, in generale, cerchi un campanile. O comunque un... sì, bravo, anche non so, per questo. O vai dentro un negozio e cerchi un orologio a muro, qualcosa sì, che... Sì. Anche per questo, del campanile, torniamo sul discorso di Maps, lo apro velocemente. Quando ti capita, almeno quando a me è capitato di andare ai funerali magari di qualche amico che ha perso, non dico proprio magari i genitori, nonni. Però tipo i nonni. Ok, ecco. ok. E li vanno a fare nei paesini dove non sei quasi mai stato, o proprio mai stato. E ti dicono, boh, lo fanno alla chiesa de paese 2 punti. Ok. Per trovarlo, tante volte mi sono divertito a guardare solo dove era il campanile. Sì, ok. Oppure ai begli anni che ancora giocavo a calcio, magari chiedevo a mio papà, ma quel campo lì dov'è? Ah beh, ma tu intanto arriva al paese, poi i fari li vedi. Sì, perché tanto sono alti. Sì, perché di sera vedi il riflesso luminoso. No, ma comunque vedi anche i pali che sono alti. Vero, sì, vero. Come... questi sono i riferimenti che appunto può darti un paese. Ma restando su questo, un altro gran dubbio amletico, secondo me, è il seguente. Potremmo essere più bravi, noi millennials, Gen Z o Gen Alpha che viene avanti, a trovarci senza telefono dopo che siamo nati con e a doverci adattare? O sarebbero più bravi i Gen X e i Boomer che sono nati senza, erano in grado e adesso si sono adagiati al comfort della tecnologia a tornare indietro?
La lasciamo ai postumi. Postumi sono quelli della domenica mattina. Italiano Lesgoschi. Io non lo saprei sinceramente, perché, ok, di primo acchito ti verrebbe a dire, noi siamo in meglio, noi saremo in grado, eccetera. Ma siamo così sicuri? Non sono convinto neanche io di quello che... Esatto. Siamo così sicuri? Siamo così sicuri che loro l'hanno fatto per talmente tanti anni che se lo ricordano e l'essersi abbandonati alla tecnologia gli ha completamente cancellato ogni reminiscenza del passato? Perché magari noi abbiamo quella di, ma noi siamo nati con, sappiamo quando usarlo e sappiamo quando smettere. Non è così facile. No, perché qualche volta mi è successo, per fortuna poche. Ho sentito di amici che è successo più spesso, di gente che stava anche banalmente scrollando Instagram e si è fermata a dire, ma cosa sto facendo? Da quanto sono qui che lo sto facendo? Cioè, talmente immerso dentro che ti gira hai perso la cognizione del tempo. A me fa schifo, a me ha fatto schifo proprio questa situazione qua. Una volta mi era capitata che ero a casa con i miei genitori e io stavo pranzando e da solo non mi rendevo conto che il pollice andava. Ok. Nella mia, e loro stavano parlando, no? Sotto, sentivi quel sottofondo. E tu avevi questo... E io ero preso dal telefono e ragazzi, sempre il solito discorso. Chi ve li ridà quei momenti insieme ai vostri genitori? No, in ogni momento di convivialità mettetelo via. Ma non via. esiste, Cioè, non esiste. Ma sforzate, è un Che sforzo sia atomico. con parenti, amici, ma anche in mensa lavoro, penso, cioè in qualunque situazione. Via. È uno sforzo Via. atomico. Fatelo perché certe cose non tornano più indietro. Anzi, quasi tutte non tornano più indietro. No, da che momento. Ogni lasciata è persa. Sì. Perché un domani, vabbè, è vero, sarete voi quella figura lì. Però vi mancherà sempre ciò che eravate, ricordatelo. Anche perché l'età non si ferma, il tempo non si ferma, è l'unica cosa che non si ferma. Possiamo contarlo, però... Tempus fugit. Esatto. Sempre e comunque. C'è un adesso, c'è un passato, che ci sarà sempre, e il futuro è tutto da decidere. È un gran punto di domanda. Direi dei convenevoli? Sì, fondamentalmente questa alla fine è stata più riflessiva che Sì, abbiamo voluto che di portarvi guida all'interno di questa situazione nata da questa situazione in cui, ok, per un'esigenza che ci sta come una manutenzione del tuo telefono, ti sei sentito dove sono? Sì. È normale che sia così? Abbiamo dato troppa importanza a quel schermo piatto che teniamo in tasca? Siamo in tempo per correggere il tiro? Ci vorrebbe un nudi e crudi, tipo, che ti danno il voto in base a... tu vuoi proprio una cosa estrema. No dai, vestiti da lasciamo. Preso, tu sei preso, buttato in mezzo a... Fare fuoco con i bacchettini. No, forse la morale è che come in tutto ci vuole equilibrio, quindi senz'altro ci ha semplificato tantissime cose, come quella che dicevamo prima della banca, perché oggettivamente immaginarsi oggi che tutti si prendono un permesso per andare in banca, allora o tutti andiamo a lavorare in banca o diventa ingestibile la cosa. Però forse su tante cose è arrivato il momento di rendersi conto che è troppo. Un passo indietro non fa male, anzi ci ridà un po' di dignità. Diciamo che ci rende un po' meno automi, ecco. Bravo, sì. Meno schematici, meno robotici, meno dipendenti da una cosa della cui alla fine magari ci mettiamo un po' di più, ma comunque possiamo farla e ne guadagniamo in relazioni umane. Chiedere a un amico, ma come arrivo su quel posto? Guarda, devi prendere, andare là, ma stai attento che... Invece che avere Maps che ti dice autovelox fra 150 metri. Sì, ti restituisce un tesoro bello grande. Penso che ne guadagniamo molto di più di quello che abbiamo da perdere. E su queste... Ecco, nostalgia era la parola. Ok, vabbè, nostalgico, sì, ci sta. Su questa nostalgia che non è triste, ma è... canaglia, come diceva Albano. Io ci provo a fare qualcosa di serio, però niente. È la prima volta che viene fuori Albano, ci vogliamo tanto. È vero. Sarà un prossimo ospite? Lo scoprirete presto. Dai, bianco. Felicità. Vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima, ciao ragazzi.